I primi dati sono certamente positivi, ma stiamo parlando ovviamente di exit poll, per cui è obbligatoria la prudenza, un cauto ottimismo, ma siamo convinti che questi dati verranno puntualmente confermati dai dati reali, dalle prime proiezioni all'interno dei seggi scrutinati. Era questa ieri sera e ieri pomeriggio la percezione davanti ai seggi elettorali in tutti i comuni della nostra regione, ecco perché siamo moderatamente ottimisti e siamo convinti che da qui a qualche ora verrà individuato in Nello Musumeci il futuro presidente della regione siciliana. L'astensionismo sembra essere comunque uno dei partiti che purtroppo si temeva potesse essere quello più forte in queste elezioni. Ahimè, questo è il dato certamente più negativo che deve lasciare riflettere tutte le coalizioni e tutti i partiti. Permettere che oltre il 53% dei siciliani non vada a votare rappresenta un chiaro segnale al mondo politico nel suo complesso in maniera trasversale. Le responsabilità sono comuni, sono attribuibili a tutti i partiti che hanno determinato questa disaffezione del corpo elettorale nei confronti della politica e delle istituzioni. Bisogna invertire la rotta, mi auguro che Nello Musumeci da Presidente della Regione Siciliana potrà determinare tutto ciò, questo è l'obiettivo prioritario che dobbiamo porci.